Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo a San Pietro 2K15. Raga, adesso voglio fare il terzo e quarto, siamo 49,5 per Dallas e ci speriamo consecutivamente il terzo, e quarto. Siamo a 10 punti, 3 rimbalzi, 5 assist, però purtroppo 5 palle perse, non è una partita esaltante per Veneziano, ti prego mettilo, niente da fare, bravo Dirk, no. Come abbiamo visto nell'ultima partita, che abbiamo visto le classifiche, siamo all'8º posto nella conference. È vero che mancano ancora tantissime partite, però siamo proprio nella linea di galleggiamento tra la gloria e lo schifo. Tra i playoff e no, voglio assolutamente migliorarmi. Questa partita in casa deve darci un'altra vittoria, assolutamente. Come prova, solo rete, dai. È una partita discreta per Veneziano, ma tanti errori facili. Dai Come, bisogna dare una svegliata a questa partita, perché non vincere in casa con Detroit sarebbe clamorosamente disastroso. Bravo Come, finalmente un passaggio degno di nota. Stanno calando un po' i rimbalzi, che era prevedibile, però stanno aumentando gli assist ed è questo quello che vuole l'allenatore da me. Eccolo là, però Detroit non sbaglia. Brandon Jennings giocando bene, 13 punti. Bravo Kuma, bravissimo Alice, questo deve essere 2 punti sicuri, non ci credo. Bravo Chandler, no. Ah, Dio mio, che errore. Person. Dircone. Vai Dircone. Chandler. Parson. Buono, bel blocco di Kumendone. Il Kume non ce la fa. Non ci credo, fallo di Veneziano, ma dai. Brutto attacco questo, brutto attacco. All-American Airlines Center di Dallas. No, che fallo! No! Mamma mia che vergogna, mamma mia che vergogna. Due falli inaccettabili fischiati. Attenzione. Meno male che ha sbagliato a rimbalzo per il Kume. Vai Parson, dai fioi però Chandler. Dammi un blocco, verso il passaggio, eccolo qua lo schema, bravi. Meno due. Mix. Bravissimo Nowitzki, dai che avevamo il possesso addirittura per andare in vantaggio. Parson. Dircone, tanto pareggiamola, vai Dircone. Tipico tiro di Dirk! Nowitzki. Siamo tornati pari, dai fioi. Defense. Dobbiamo difendere bene. Dai che non possiamo non vincerla questa. Bah, che culo di merda. Non questi time out di merda, li odio. Vedete si incazza. Quanto mi sono sul cazzo di time out. Vai. Para. Vai Kume, Chandler. Fallaccio però. Fallaccio su Chandler, ti prego mettili tutti e due, ti prego. Il primo. Bravo. Metti anche il secondo vecchietto. Ok. Fallo di Veneziano, quarto fallo. La partita comincia a scivolarmi un po' di mano a livello di falli, porca trota. No, la 3. Bravo Dirk, dai.
Vai Parson, ti prego il missile! Non ci voglio credere. Tutte partite equilibrate, però non riusciamo a fare una partita dove dominiamo. Non ce la facciamo, per carità. Da una parte è anche meglio che sono combattute, però in casa vorrei avere più tranquillità. Eccola là. Ah, Dio mio. Eccola qua la nostra azione, bravissimo, dobbiamo farla, dobbiamo farla. Sono maestro del pick and roll. Sai che come assist stiamo cominciando a ingranare molto bene. Non riesco a rubare una palla oggi. Quinto fallo di Veneziano, quinto fallo. Così si muove la palla, ma troppi falli ho fatto. Siamo in vantaggio di 6 però adesso, questa è una bella cosa, fiori. Adesso devo fare un ultimo quarto veramente attento, perché sennò rischio realmente di finire prima la partita. Era tanto che non capitava purtroppo. Pop, no! Bravissimo. Chiudiamo il terzo quarto a più 6. Ah, non è ancora finito in realtà, solamente magari. Ok, Veneziano dalle direttive a Lin, dice Lin, sei in di merda. Ok, vai. Vai ragazzi. Agostino, quarto. Marilyn Monroe, ragazzi. Palla di Detroit, peccato. Doc Rivers si incazza. Qua fa brutto l'ore Augustin, ci ha regalato veramente un attacco perché era canestro sicuro. Dai lì. Parson. Vai Lin, ti prego il bombone, vecchio mio. Oh, madonna, che tiro del cazzo. Non ci crede, vai Lin, vai a cagare. Mamma che fastidio, Pope. E bravo Pope. Torniamo a meno 3, ma vai a cagare. Deve essere un più 7. È entrato malissimo Lin in partita. Dai Lin, chi cazzi. Fandissimo come, mamma mia cosa ha fatto. Valenta con il tiro libero supplementare e lo mette dalla linea della carità, perfetto, bravo come. Bravi ragazzi. Bel canestro di Agustin qua, proprio non ha potuto fare nulla. È stato bravo lui, vai Veneziano. Dobbiamo stare tranquilli, la partita comunque nelle nostre mani. Lin, attacco non proprio esaltante. Prego non perderla. È proprio una cosa impossibile. Però no, mamma mia, per poco lì lo prendeva. Brutto attacco, questo brutto attacco. Non fare fallo, non ci... Che coglione. Mi sono proprio lasciato trascinare. Adesso vediamo, speriamo bene. E si va a vincere, meno male, 113-98. 113-98 proprio qua, veramente una giocata alla fine non male. Il problema è stato però che non puoi fare sti falli, era da un po' che non capitava. Proprio mi sono fatto, non so, proprio ricordato che avevo 5 falli, mi sono fatto proprio... sono caduto nella trappola di fare fallo, l'ho preso in culo, molto bene. Molto bene, vediamo se c'è qualche scena curiosa. Fatalità non ci sono mai in questi casi. La prossima è contro Los Angeles, ok. Andiamo a vedere.
Ecco, salutiamoci così, non se vediamo... Ecco, sbagliata. Niente ragazzi, sotto il Commendatore veneziano, la prossima è contro Los Angeles, contro i Lakers. Speriamo di fare una bella prestazione e di continuare a vincere. Ciao!